Il silenzio vale più di 1000 parole. Quello calato sull'aggressione e i danni del consigliere di Fratelli d'Italia Armando Stefani ha dell'incredibile. Lo scorso marzo Stefani, 70 anni, sarebbe stato aggredito fisicamente da Massimo Della Vecchia, collega di partito e referente della rete immigrazione provinciale. Ma i loro ruoli amministrativi nella vicenda sono marginali, così come nulla c'entrano screzi politici. I due si trovavano nell'ufficio dell'assessore al turismo Paolo Luciani per discutere di questioni legate a un evento pubblico. Quello che doveva essere un semplice incontro operativo si è trasformato in uno scontro personale, forse a causa di rancori pregressi mai risolti. Massimo Della Vecchia avrebbe reagito a un attacco, l'ennesimo di una lunga serie al culmine di epiteti pesanti. Dinamica e racconto sono ancora tutti da ricostruire. Fra l'imbarazzo e lo stupore è toccato all'assessore Paolo Luciani far da pacere e mettere fine alla lite già degenerata. Armando Stefani si è riservato di agire legalmente, così ha fatto lo scorso 9 maggio, quando prima dello scadere dei 90 giorni si è presentato negli uffici della Questura di Belluno per sporgere denuncia querela. La notizia è riemersa dagli abissi in cui è stata riposta sia dagli organi politici e amministrativi che da quelli inquirenti di Belluno ed è trapelata sulle pagine del Corriere delle Alpi creando imbarazzo e sconcerto. La presidente provinciale di Fratelli d'Italia Silvia Calligaro taglia corto. Non sono intervenuta perché il fatto non attiene a questioni di partito quanto a vicende personali, dice. Medesima la considerazione del capogruppo consigliere Alessandro Farina, che però ha fatto sapere di aver espresso immediata solidarietà al consigliere Armando Stefani. Il fatto in sé è e resta grave ed è per questo che, interpellato sulla vicenda, interviene il sindaco Oscar De Pellegrin. È una notizia veramente che mi ha fatto dispiacere, perché io credo che un'aggressione sia sempre un atto molto brutto e quindi va tale preso per quello che è. Io esprimo piena solidarietà al consigliere Stefani, anche perché poi è nella mia maggioranza, e ora aspettiamo le indagini che seguiranno prima di trarre qualsiasi conclusione. Daniele Tormen, legale di Massimo Della Vecchia. Siamo alla fase iniziale delle indagini e ancora non è nota alcuna formulazione di imputazione, ci ha detto, considerando inappropriato sul piano difensivo qualsiasi altro commento.